Guardate cosa faccio per voi. Ci saranno, e non per scherzo, 37 gradi. Ciao piccolina, giacca in pelle, guantini estivi e vi porto a conoscere la mia motoretta. Cerco di andare in un luogo magico, giusto per la presentazione. Mamma quanto sei bella. Diamogli una scaldatina alle gomme, che con 37 gradi che caldi, che c'è l'asfalto che praticamente è di boio. Che è Gruber? Gruber! Giriamo qua a sinistra e si va su. Allora, per i pochi di voi che non avessero già capito che moto è, dal semplice cruscotto, prima di presentarvela ufficialmente vi posso dire che è una 4 tempi a 2 cilindri, 105 cavalli di potenza e si sentono tutti. Al momento è tutta originale, tranne il portatarga ovviamente che mi faceva cacare, e l'unica cosa che vorrei cambiare sinceramente è solo lo scarico, perché considero che sia la moto più bella del mondo. Ebbene sì, è la moto di Royal Jordanian, per chi ancora non l'avesse capito. Dovrebbe pesare intorno ai 190 kg a pieno e 170 secco. Perché sono così stretti sti tornanti? Perché sono così belle queste S? Ciao Pandì. E se qualcuno si chiedesse perché mi piace andare in moto, sin da piccolo ho sempre frequentato gente che tra moto, motoroni e motocross, ciao, mi prestava praticamente tutti i mezzi possibili per andare sterrato, terra, e io senza mai aver avuto la patente ci andavo come un treno. Sono sempre rimasto affascinato dal mondo dei motori, tant'è che poi ho cominciato a lavorarci, vedisi MotoGP, Mugello, ombrelline. Ciao Marta, ciao Fede. Poi un giorno con la scadenza della patente, tu perché devi stare in centro alla strada quando io se sono da solo sto sulla linea? Ho deciso che era arrivato il momento giusto di farmi anche la patente della moto. Avevo avuto la fortuna di provarla nel 2012, la data della sua uscita, in un rivenditore autorizzato. Infatti questa moto è stata prodotta solo per 2 anni e me ne ero innamorato. In realtà conoscevo il rivenditore, anche se non avevo la patente sapevo benissimo che sapevo guidare. Nel parcheggio me l'aveva fatta provare. Da lì in poi però ho avuto una crisi economica non indifferente e non ho mai avuto le possibilità di potermela permettere. Non vorrei dire cavolate, ma dovrebbe essere una delle ultime con il motore BMW prima che Squarn passasse a KTM, e anche quello era un punto a suo favore in quanto il motore deriva da R800 se non sbaglio, però è stato potenziato fino a 105 cavalli e hanno creato un 900 appositamente per questa moto. Cioè sia nella versione normale, diciamola un po' più touring, che nella versione racing, ovvero questa che possiedo io. La cosa che mi piace più di tutte è che è una fan bike, in pratica è una moto da divertimento. Per intenderci, le sue rivali al tempo e ancora adesso credo, anche se ovviamente è fuori produzione dal 2013, sono le Ducati per motard, le Aprilia dorso duro e quel settore di moto lì, una sorta di motard stradale con cui la prima, la seconda e terza sono già 3 marce che bastano e avanzano, tutta ripresa, un po' come le macchine americane. E io l'ho presa perché abitando vicino alle Dolomiti a dei passi è super divertente, ha un manubrio larghissimo, è super maneggevole, gira anche bene nel traffico in realtà, perché con un manubrio così largo e la guida così alta si ha la sensazione di guidare una bici. È bellissima e sono consapevole che l'estetica può o piacere alla follia come piace a me, oppure proprio per niente, appunto perché è davvero particolare. Credo che in Italia ce ne saranno 200, forse un poco di più, ma non tante di più. Cosa che sei qua che ciappa fuoco? Senti che spussa. Un'altra cosa che adoro di questa moto è che si può guidare in 2 modi. Anzi, un'altra cosa che adoro di questa moto è che non ho ancora capito come si guida. Non so se guidarla in modo stile classico da motardo, ovvero col peso in avanti e la gamba fuori, o guidarla in un modo un po' più gradale con il peso leggermente portato in centro alla sella e il ginocchio giù. O ovviamente l'ho presa usata, ho trovato un affarone a Genova dove sono andato a prenderla grazie al furgone di Alvaro Dalfarra. Grazie Alve. Quando ho trovato l'offerta non ci ho proprio pensato su 2 volte, avevo disponibilità economica fortunatamente, cosa che adesso non ho più. Dovevo fare la patente e la patente l'ho fatta con questa, in pratica è la mia prima moto ufficiale. E perché mi piace? Perché non ha niente, non ha controlli, non ha l'ABS, non ha controlli di trazione, non ha nulla, è scorbuttica, è bellissima, però per me è una meraviglia, è tanto motore, poco peso, super divertente. In prima e seconda se c'è la manetta si alza, non chiedetemi di farlo, non lo farò mai. E poi ha quell'estetica così particolare e così bella di cui mi sono follemente innamorato quella volta che l'ho provata e l'ho vista. Il mondo delle moto mi è sempre piaciuto perché in qualche modo l'ho perennemente accomunato al mondo dello snowboard. A me piacciono le curve nello snowboard, mi piace fare le curve e a volte mi piace anche andare dritto a stecca ovviamente, ma fare le curve nello snowboard è qualcosa a volte di poetico e di bellissimo, in cui si può disegnare una tavola bianca ed è la tua fantasia che disegna le linee. Nella moto
moto, per quanto le strade siano, andate piano ragazzi, per quanto le strade siano ovviamente disegnate da altri e non da me, credo ci siano dei pezzi di pura poesia. Ci sono quelle inclinazioni e di quegli angoli che ti spingono a tagliare e a disegnare delle linee che sono solo tue. Queste cose vengono comunate al mondo dello snowboard, ovviamente anche alla velocità e alla sensazione di libertà. Il rumore invece sono due cose diverse. Per quanto posso apprezzare il silenzio dello snowboard, apprezzo un casino il rumore della moto. L'accensione è lei. Ma che posto che c'è qua? Purtroppo è pieno di briciolino, ma noi ce ne sbattiamo, andiamo un po' più piano, va? Guardate che bellezza. Albi, Gruber, ma cosa fanno qua? So che anche molti di voi vanno in moto e in snowboard. Anche voi credete che moto e snowboard in qualche modo siano comunate? Ditemelo qua sotto. Quanti ciclisti ci sono? Ciao colleghi. Quindi pian piano, raggiungendo il posto magico, vorrei provare a farvi vedere finalmente che cosa ho sotto il sedere, perché per quanto possa piacere o non piacere, io davvero credo sia la moto più bella del mondo. Senti, questo è uno dei posti più belli vicino casa. Guardate che roba. Qua la mattina è pieno di camosci. Magari non vorrei beccarmeli adesso che attraversano la strada, però qua è davvero bellissimo. Ciao mucchette, McDonald's. Mamma guardale. Mamma guarda, c'è una luce talmente bella su un posto talmente figo che non mi fa venire voglia di correre. Guarda che roba. Madò, che meraviglia. Fatemi sapere se vi possono interessare, perché ho in mente dei moto mountain vlog abbastanza interessanti. Ciao. Direi che trovo un posticino tattico, vi faccio vedere la meraviglia di questa 2 ruote che mi ha stregato il cuore anni fa. Vabbè, basta parlare, Rabi! Pronti? Oh! Voilà! Husqvarna Nuda 900R. Ecco voi la moto più bella del mondo, almeno per me. Quanto sei bella. Come potete vedere è tutta di serie, Tranne questo portatarga che ho cambiato perché l'originale era veramente tremendo. L'unica cosa che in realtà vorrei cambiare è lo scarico, che oltre a pesare un botto è anche bello bruttino, però il rumore originale non è niente male. E per il resto che dire, queste forme super geometriche io adoro. E il fatto che non abbia controlli né niente, che sia così imperfetta, è una cosa che mi piace tantissimo. Di serie ha l'ammortizzatore Öhlins, che so che è una buona cosa, e le pinze Brembo doppie. Vi assicuro che frena come una bestia. La chiamano nuda perché a 100 all'ora ti accorgi che non c'è niente intorno a te. Non è propriamente una moto da viaggio, ma puoi andare in viaggio. Non è propriamente un motard e non è propriamente una naked, ma è una roba tutte e tre insieme. Ho delle borse laterali che userò per quando faccio dei viaggi, però ragazzi, la bellezza di questa moto per me è indescrivibile. Sono piaciute le immagini? Sì, adesso devo tirarla fuori dal ghiaino, da lì a lì. Bravo Roby, te e le tue idee. Vediamo se riesco a non distruggerla. Proviamo spinta prima, va? Come l'ho detto, vi faccio sentire il test sound almeno. Todo original. Mamma mia. Vediamo se riusciamo a uscire da qua. Dai Roby, dai Roby, dai Roby, dai Roby, dai Roby. Bravo, 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 bravo. Mettiti qua un attimo in parte e andiamo a casa. Perfetto. Oh, che pirla che sono. Cioè, è bellissima, dai, non potete dir di no. Mamma, che bello. Mamma, quanto sei bella. Senti.
mamma mia, mamma mia. Bene, se siete interessati a vedere dei video in moto con questa moto che per me è la migliore del mondo, e se volete vedere del progetto che ho in mente che si chiama Moto Mountain Vlog, sempre se riuscirò a filmarli, a farli, iscrivetevi al canale schiacciando su iscriviti, e prometto che quest'estate farò qualcosa. Ho già un po' di idee in mente, e quindi se siete appassionati di motori oltre che di snowboard, io fossi in voi ci farei un pensierino. Per favore fatemi sapere cosa ne pensate con un commento. Se non avete voglia di lasciare un commento, basta che lasciate un like se questo video vi è piaciuto, e se siete dei motociclisti, e cosa ne pensate della nuda. Vanno benissimo sia offese sull'estetica che apprezzamenti di cuore sull'estetica, sulla ciclistica, sui componenti e su tutto quello che ne serve. Sì, cambierò scarico prima o poi, ve lo prometto. Che boassa! Per chi volesse vedere le foto che faccio, le foto anche della moto, ma soprattutto le foto dei miei lavori, vi invito a iscrivervi sul mio Instagram, questo qui, metto storie giornaliere sempre quando non rompo il telefono, e quindi possiamo rimanere in contatto. Per chi volesse, ho attivato un canale Telegram che credo di usare molto quest'inverno, vi lascio tutti i link in descrizione, e come al solito in descrizione trovate tutti i link dei prodotti che uso, sia a livello di motovlog, bla 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 bla. Spero davvero col cuore che questo video vi sia piaciuto, che la mia moto vi piaccia. Ho risparmiato una vita per prenderla, all'asfalto sei un casino, da un tramonto in grappa bellissimo. È tutto, guarda che roba. Fatemi sapere qui sotto che ne pensate, e prometto che se avrò riscontri positivi tornerò presto. Ciao a tutti, ciao!